Valentina Boscaro ha agito con la precisa volontà di uccidere, non ha mai mostrato vero pentimento, ha confessato l'omicidio di Mattia Caruso solo quando è stata scoperta e poi c'è la forza con cui ha inferto la coltellata al cuore e le bugie raccontate prima di ammettere di aver ucciso il ragazzo con cui aveva una relazione. Per questi motivi il pubblico ministero Valeria Sanzari ha chiesto l'ergastolo per la 31enne a processo per omicidio volontario. Il delitto era avvenuto la notte del 25 settembre del 2022 dopo una serata nel locale ai Laghetti di Montegrotto Terme. In aula oggi le fasi finali del processo di primo grado. Nella requisitoria durata mezz'ora la pubblica accusa ha contestato il movente dell'accoltellamento per paura. Valentina Boscaro non aveva segni su corpo e abiti, mentre ha sottolineato le sue menzogne come le accuse rivolte prima a un generico magrebino sconosciuto e poi tirando in ballo un amico di Mattia Caruso che l'ha denunciata poi per calunnia. Il pubblico ministero ha sottolineato la volontà della donna di manipolare la gravità del fatto, per questo ha chiesto la massima pena e la detenzione in carcere non più ai domiciliari. In tribunale a Padova poi si sono seguiti gli interventi delle legali della famiglia Caruso che hanno riconosciuto nell'accoltellamento di Mattia da parte di Valentina di un gesto di impeto, ma allo stesso tempo anche di un'eventualità che la giovane si aspettava come possibile, visto che un mese e mezzo prima del delitto aveva minacciato via SMS Caruso di piantargli un coltello nel cuore. Le legali dei Caruso hanno sottolineato come la Boscaro non abbia né chiamato i soccorsi né tamponato la ferita di Mattia che stava agonizzando. Poi è stata la volta della difesa della giovane donna che in aula è sempre rimasta seria e non ha mai fatto trasparire alcuna emozione. L'avvocato difensore ha ricordato l'interruzione di gravidanza fatta da Valentina nel gennaio del 2021 per paura dell'atteggiamento violento di Mattia, che a suo dire faceva uso di alcol e droga. Poi ha citato i messaggi inviati proprio da Mattia a suo fratello con una foto che ritraeva Valentina con un occhio tumefatto dopo un incontro sessuale. Il trentenne ucciso in quell'occasione parlava della donna con epiteti dispregiativi. Una lunga requisitoria che si è protratta per ore e di cui i giudici terranno conto in camera di consiglio.